Umberto Mastroianni, il grande scultore e pittore di Fontana Liri, partigiano ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, è a mio giudizio una delle figure artistiche più trascurate e sottovalutate del Novecento italiano, un po' per motivi legati a recenti pasticci traviventi successivi alla dipartita del maestro nel 1998, un po' per ragioni storiche che ad esempio in questo volume dedicato alla mostra Mastroianni, ospitata a Milano nel 1989, già ci ricordava Floriano De Santi in conversazione con Giulio Carlo Argan. È bello interessante leggerne alcuni spunti. Dice De Santi, c'è un periodo dell'attività di Mastroianni rimasto sostanzialmente nell'ombra, quello della formazione e dell'approccio all'ambiente artistico torinese. E gli risponde Argan, certamente era la vicinanza eccitante di Mastroianni con Spazzapan in una Torino industriale appena uscita dall'esperienza drammatica ma fortemente formativa della Resistenza. Pareva allora che solo un rinnovato impulso d'avanguardia potesse concretamente impegnare l'arte in un processo di ricostruzione culturale europea, ma non ci si poteva ricollegare al precedente del futurismo senza l'analisi delle ragioni del suo scacco e la critica della sua ideologia. I rapporti tra il duo Spazzapan-Mastroianni, il gruppo dei Sei e Casorati furono sempre eccellenti. Li univa tutti il disgusto per la volgarità culturale del fascismo. Un merito di Mastroianni fu quello di essersi collegato criticamente al futurismo vero, rendendosi conto dell'inanità velleitaria del cosiddetto secondo futurismo. E Mastroianni era soprattutto un grande sperimentatore di materiali nel campo delle forme, nel campo delle tecniche. Lavorava ovviamente sulla scultura, sugli ori, sugli argenti, sui piombi, sui cartoni graffiati. E questo tipo di applicazioni a materiali diversi ha sempre dimostrato la grande abilità tecnica di Mastroianni, che sembra possedere, secondo Argan, non soltanto il sentimento, ma il genio della materia. Ne rivela la forza, il peso, la tensione, l'impasto, la fibra, la grana, il calore e lo splendore. Perché quindi questa sottovalutazione di cui parlavo in premessa? Uno spunto viene proprio da questa conversazione. Se si guarda la bibliografia di Mastroianni si vedrà che paradossalmente lui è più seguito all'estero che in Italia, questo già nel 1989, nel periodo della pubblicazione di questo volume. Perché la sua fortuna critica quindi concerne meno l'Italia e più il mondo culturale straniero? Dice Argan perché Mastroianni è un artista più legato ai filoni estetici internazionali e assai meno a quelli italiani. Da qui la relativa incomprensione della nostra critica. Un vuoto, a mio giudizio, da riempire.